Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Io oggi mi trovo nei Colli Euganei, un luogo che ho scoperto da poco, ma da allora ho già frequentato diverse volte. Solitamente faccio giri molto corti, magari in mezze giornate così. Oggi invece farò il sentiero naturalistico numero 2, che è discretamente lungo, una quindicina di chilometri, quasi 1000 metri di dislivello. Fa alcuni dei colli più belli, penso, tra cui il Monte Venda, che è il monte più alto. Basta, prima tappa Monte Pendice, poi Monte Venda e infine Monte Pirio. Buona visione, ci vediamo dopo. Prima salita bella ripida, oggi fa anche un bel po' caldo, siamo a metà aprile, poi anche mezzogiorno, quindi ecco la cima del Monte Pendice o Pendice, non so sinceramente come si dica, e qua ci sono i ruderi del castello di Speronella. Adesso la prossima meta è questa montagna qua con le antenne, Monte Venda. Un po' di strada, andiamo. Visto che oggi sono da solo, parlerò un po' di più probabilmente. I Colli Euganei mi sanno proprio da primavera. Sono il luogo perfetto dove venire a testare un po' le gambe dopo le abbuffate invernali e festive. Noi appunto solitamente andiamo da metà fine febbraio fino a metà aprile. Già a maggio secondo me è troppo caldo. A breve torneranno i video in montagna, la montagna quella vera. Per quest'estate ho veramente tanti progetti, non so quanti riuscirò a fare, ma l'importante è averne sempre tanti e poi si vedrà. Non ho prenotato niente quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto l'Alta Via in Val di Fassa. 2 anni fa siamo stati a fare un po' di rifugi, sempre io e Andrea. Abbiamo dormito in cima al Civetta, poi sotto la Tofana, abbiamo fatto poi il Berti sulle Dolomiti di Sesto. Quest'anno invece vorrei fare diversi bivacchi. Mi piacerebbe fare uno che si chiama Feltre Bodo, che è Dolomiti Feltrine, vette feltrine. Poi sulle Pale vorrei fare il Minazio. Come ogni anno sulle Pale ci starò sempre almeno 2-3 giri. Poi che altro? Il bivacco Fanton, chissà, può essere il bivacco dal Bianco sotto l'ombretta, bivacco De Toni, Dolomiti di Sesto. Insomma, un po' di progetti. Il sogno nel cassetto sarebbe dormire in cima ad una grande vetta tipo il Monte Pelmo, bivaccando proprio sotto le stelle. Basta, poi si vedrà, insomma, qualche ferrata, qualche giretto, vediamo cosa quest'estate ci riserverà. Mentre poi
a fine settembre, l'assieme prenotato, andiamo in Val Badia circa 3-4 giorni e vedremo di fare qualche cosetta anche là. Boh, continuo con la mia escursione. Signori, siamo in cima al Monte Venda e al monastero. Pausa pranzo fatta, ora mi lascio il monastero alle spalle e riprendo la mia escursione. Ora sarà quasi tutta discesa, manca solo l'ultimo colle, il Monte Pirio, ma proprio una cosetta da poco. Tornando alle escursioni, ma vogliamo parlare di quanto siano belli i bivacchi in Friuli Venezia Giulia. Noi l'anno scorso abbiamo fatto il Suringar e il Marchi Granzotto, tutti e due Fondazione Berti, ma messi veramente in posizioni incredibili e soprattutto il Suringar pieno di stambecchi, ma proprio sopra letteralmente il bivacco. I due cerchiati in rosso sono anche due dei più belli e famosi probabilmente, che sono il Vuerik e il Perugini. Vediamo, magari uno verso luglio così e uno magari verso ottobre, settembre-ottobre, e poi ce ne sono tante piccole casere, baitine con la stufa, perfetti da fare dall'autunno in poi, quindi sicuramente ci torneremo. Quindi se vi piacciono i bivacchi restate sintonizzati su questo canale. Lì è dove ero stamattina, adesso invece direzione Monte Pirio, ultimo sforzo. E ci siamo. Bene, io avrei finito, ma siccome sono stronzo e ho parcheggiato nel posto sbagliato, mi tocca farmi gli ultimi 70 metri, mi sa, di dislivello che non avevo per nulla voglia di fare. Io tiro già le somme
dico che è un bellissimo sentiero, molto appagante. Non sapete quanto avrei voglia di buttarmi in torrente in questo momento. Per chi volesse, nel sito del parco è fatto molto bene, ci sono tutti i vari sentieri anche singolarmente, e poi c'è l'Alta Via 1 che è 40 km e ci sono un paio di sentieri più lunghi e tanti invece più corti. Prima che abbia troppo fiatone vi dico che per oggi è tutto. Ora finalmente inizia l'estate e quindi ricomincerà la programmazione fatta un po' meglio. Dai, spero che questo video e soprattutto i prossimi vi piaceranno, quindi se vi ho un po' incuriosito seguitemi, altrimenti seguite Matteo Peroni, che lui è il più bravo a fare le video. Alla prossima!